La psicopatia, il mostro di Firenze, la mente senza emozioni. Chi studia il caso non può limitarsi alla sola cronaca, dovrebbe saper leggere le pause, gli spostamenti, le strategie. Solo così potremmo trovare il bandolo della matassa di un meccanismo così complesso. Lo psicopatico non ragiona come i comuni mortali, mai. Lui alla fine fa sempre e comunque un ragionamento in più rispetto a noi. Caro dottore, hai finito con queste spiegazioni? Lo sai, io sto giocando ancora, anche con te, nella tua mente.